E siamo con il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bonzonello. A lui chiediamo cosa sta facendo la Regione per migliorare un po' questo difficile momento economico. Beh, noi stiamo facendo parecchi interventi, ovviamente alcuni sono di breve periodo e altri invece di lungo periodo. Quelli di breve periodo servono in questo momento a tamponare le crisi aziendali che ci sono, quindi accompagnarli con le casse in deroga, con le casse integrazioni, con la capacità di mantenere più posti di lavoro possibile che in questo momento sono veramente a rischio, mentre sul lungo periodo stiamo iniziando a fare i vari piani industriali, commerciali e quindi a dare respiro alle azioni della nostra regione. Noi dobbiamo ritrovare competitività come territorio, quindi dobbiamo avere il coraggio di fare alcuni investimenti, dobbiamo avere il coraggio di mettere le mani su alcune nostre partecipate. Abbiamo fatto un grosso intervento a luglio con una legge che è la legge anticrisi, dove abbiamo allocato 180 milioni di euro tutti in un unico intervento a favore delle imprese, da fondi di rotazione a fondi strutturali, e questo ci sembra che sia stato un grosso intervento. Abbiamo lavorato molto sulla burocrazia, abbiamo cominciato a tagliare processi, a dare tempi certi sulle risposte che ci sono. Insomma, è un lavoro a più mani che viene fatto sia, come dicevo prima, sulla quotidianità del lavoro, ma poi c'è quello strategico che tende appunto a rendere competitivo il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ideal Standard, oggi a Roma cosa è successo? Ma oggi a Roma si è raggiunto un risultato secondo me importantissimo, che è quello di aver riaperto i giochi rispetto alla cassa in deroga. Cioè, oggi è stato firmato un verbale in cui il governo si è impegnato a concedere alla Ideal Standard 6 mesi di cassa in deroga e l'azienda si è impegnata a ritirare le lettere di mobilità. Quindi dal 1° gennaio i dipendenti non saranno licenziati, ma avranno altri 6 mesi di mobilità, nel frattempo di cassa in deroga. Nel frattempo l'azienda si è anche impegnata a trattare anche con concorrenti per l'eventuale vendita dello stabilimento di Orcenico, e siccome già ci sono trattative in tal senso, io sono fiducioso che quel sito produttivo non vada a chiudere. Grazie.